Eder. Mac. Pallister. A pochi giorni dalla tanto attesa riesumazione del corpo di Liliana Resinovic e della nuova autopsia che chiarisca i tanti dubbi sulla strana morte della donna triestina, non smettono di far parlare tutti i fatti, dettagli e contorni che hanno scandito e caratterizzato l'alibi del marito della donna nel fatidico giorno del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Liliana. In particolare, i familiari della donna sollevano dubbi sui video girati da Sebastiano Visintin con la GoPro, proprio nel giorno della scomparsa della moglie. I familiari di Lilly chiedono infatti agli inquirenti una perizia tecnica sulla strumentazione usata dall'uomo per verificare se gli orari coincidono, poiché proprio qualcosa non torna in quegli orari. In particolare, alle 13:02 arriva a Villa Bonomo dopo essere passato per via Stocca alle 12:39. Eppure, il suo telefono agganciò la cella di via San Primo alle 12:47, un luogo decisamente incompatibile per posizione e distanza rispetto alle destinazioni appena citate ed incredibilmente limitrofo al Parco San Giovanni, via Cilino e piazzale Gioberti. Il signor Visintin si giustifica dicendo di aver fatto i video senza badare alle celle telefoniche e si rimette sempre alla valutazione degli inquirenti. Il video successivo a quello che riguarda Villa Bonomo parte dalla strada Nuova Peropicina. Secondo gli orari riportati sulla GoPro, tra l'orario di arrivo a Villa Bonomo e quello di partenza lungo la strada Peropicina, il signor Visintin avrebbe impiegato 13 secondi, ma il percorso richiede 5 minuti, inoltre 2 video mancherebbero all'appello. Anche per questo l'uomo ha una giustificazione. Se un paesaggio mi piace lo lascio, se non mi piace lo cancello. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.